Cercheremo innanzitutto come questione principale di far chiarezza su cosa è successo e su cosa si potrà fare da qui in avanti per quantomeno cercare di informare la popolazione sul territorio e mitigare il problema dell'inquinamento. Ci concentreremo anche sul ruolo importante delle audizioni, sentiremo tutti gli attori del territorio, dai consorzi di bonifica ai gestori delle acque che devono garantire l'acqua potabile a tutti questi cittadini coinvolti nell'inquinamento e naturalmente dalle strutture e dagli assessori. Come richiesta nella nostra, appunto nel deliberato abbiamo inserito anche di audire l'azienda Miteni. Non vogliamo uno scontro, vogliamo un confronto, quindi sarà il dialogo anche con la stessa azienda. Vorremmo audirla qui in commissione, una commissione che sarà imparziale, una commissione che appunto dovrà far chiarezza e non strumentalizzare appunto il lavoro della commissione stessa. Questa è una commissione che dovrà accertare la verità su quello che è successo e dovrà farlo nella maniera più seria possibile, seguendo quello che è un metodo scientifico. E il mio auspicio è quello che appunto tutte le audizioni, tutti i lavori che verranno fatti in commissione siano dei lavori con un metodo chiaro, che portino dei dati concreti in modo da fare chiarezza ai cittadini. I cittadini che subiscono questa situazione hanno il diritto di sapere cosa è successo e di sapere qual è la realtà dei fatti, senza farla diventare polemica politica, ma rendendola chiara per tutti. Purtroppo in questi mesi abbiamo letto sui giornali di tutto e di più. Il compito di questa commissione è quello di fare chiarezza, quindi arrivare ai cittadini con un messaggio chiaro per dargli quello che è la situazione vera senza, diciamo, dei filtri politici.